Agostino Bonomo, Presidente del Convegnato Imprese Veneto, una delle organizzazioni di Arsenale 2022, incontro al Senato con i parlamentari del Veneto, avete avuto il governo con il sottosegretario Baretta, 35, 34, comunque molti tra onorevoli e senatori del Veneto, tutti hanno dato un'apertura di collaborazione perché finalmente ci sono delle proposte concrete e unitarie. Voi degli artigiani cosa vi aspettate adesso? Beh, intanto la presenza è stata ottima, la qualità degli interventi direi estremamente elevata, un grande apprezzamento per quelle che sono le tematiche di Arsenale 2022, ma soprattutto un grande apprezzamento per il fatto di essersi messi assieme. Ecco, noi pensiamo che adesso con questi parlamentari questo di oggi non sia stato solo un incontro così estemporaneo, ma che parta un periodo di dialogo, una stagione di coesione, soprattutto di obiettivi comuni e di percorsi da fare assieme. Le cose che avete detto sono molte, la pedemontana, il credito, eccetera. Addirittura qualche parlamentare ha aggiunto altri temi che forse Arsenale può affrontare, il turismo, il sociale ed altre cose. Beh, temi che peraltro nelle tematiche di Arsenale 2022 sono stati tracciati, temi che sono anche il filo conduttore che lega tutte le varie iniziative, i 7 temi che sono stati approfonditi, come la formazione appunto, come il sociale. Molto si è parlato anche di credito, una piaga per il nostro territorio dovuta alla vicenda delle 2 banche, ma in un periodo in cui comunque la trasformazione anche del settore del credito è in corso e che da noi è stato trattato in maniera scientifica ed estremamente approfondita. È raro che il Veneto riesca a farsi sentire così tanto e così bene a livello nazionale. Lei pensa che anche per gli artigiani si apra un anno di importanti conquiste e di relazioni che possono risolvere alcuni dei problemi? Beh, sta a noi, adesso abbiamo aperto una strada, abbiamo aperto una porta e sta a noi nel farsi sentire e nell'essere protagonisti di questi cambiamenti in questo periodo in cui chi non cambia sicuramente ha già tracciato la strada della sua fine.